Sono stati già posti sigilli all'IVA di Contraccagion Basso a Bassano. A decidere la sospensione della licenza e l'immediata chiusura del locale il questore di Vicenza Paolo Sartori. Un provvedimento che avrà una durata di 15 giorni che arriva dopo i gravi fatti accaduti nel fine settimana. Erano tra le 1000 persone che partecipavano al concerto di un noto trapper nato a Vicenza ma di cittadinanza statunitense, le giovanissime, tutte minorenni, soccorse prima dal servizio d'ordine dell'evento, poi dal 118 completamente ubriache. L'episodio più grave intorno alle 2:30 del mattino, quando una ragazza è stata trovata nei bagni del locale priva di sensi a causa dell'alcol assunto, tanto da dover essere ricoverata in osservazione al pronto soccorso del San Bassiano. Non solo. Prima del concerto, all'esterno dell'IVA, le forze dell'ordine avevano controllato un'auto in arrivo da Genova con a bordo 4 pregiudicati tra i 21 e i 23 anni, specializzati nel compiere furti con strappo e rapine con lo spray urticante all'interno di discoteche. Per i 4 è scattato l'allontanamento immediato con foglio di via dal comune di Bassano per 3 anni. Precisi accertamenti avevano poi permesso alle forze dell'ordine di trovare lavoratori non in regola all'interno dell'IV e la mancanza di un registratore di cassa fiscale. Un locale già noto alle forze dell'ordine, l'IV, per aggressioni e una maxi rissa con accoltellamento alla gola di un giovane avvenuta la notte di Halloween 2021 nel parcheggio. Una situazione che ha portato il Consiglio di quartiere di San Michele a inviare un esposto firmato da 139 cittadini. Raggiunti al telefono, per ora i referenti dell'IV preferiscono non parlare.